Però chiedo anche, esiste un turismo sostenibile? E cos'è? Allora, dunque, devo un attimo riorganizzare il ragionamento, devo cercare di fare un ragionamento logico. Allora, il turismo deve essere sostenibile per definizione. Allora, vediamo che cos'è. Il prodotto turistico, un prodotto non esiste, è un insieme di beni, di servizi, alcuni di questi scambiati nel mercato privato, alcuni di questi risorse naturali, se è un bene che si basa sulle risorse naturali o risorse create dall'uomo come l'arte, eccetera. Alcuni di questi sono servizi pubblici, quindi alcuni scambiati dal mercato e altri no. E questo è il problema del turismo, di cui stava parlando Venezia, e molte città d'arte che sono sovraffollate, anche gli stessi cittadini non riescono a vivere la propria città perché sono invasi dai turisti. Guardate cosa sta succedendo a Barcellona, cioè, ci sono movimenti contro il turismo. Firenze, Barcellona, Venezia. Venezia non è più una città, è vero, non è più una città perché i residenti a Venezia non ci sono, si sono dovuti spostare. Quindi cioè il turismo deve essere sostenibile per definizione, proprio perché utilizza delle risorse, alcune anche in competizione con i residenti. Ok? Quindi parlare di sostenibilità del turismo è implicito già nel concetto di prodotto turistico. Uno, si può vivere di turismo. Io non dico che si può vivere di turismo, quello che dico è che non siamo tutti uguali come regioni. Se alcune regioni hanno, diciamo, un clima più amenities che permette di godere più nell'arco dell'anno delle caratteristiche, chiamiamolo capitale naturale, ecco, chiamiamolo capitale naturale, che consente di sfruttare un po' di più questa risorsa, valorizzarla, sempre in un concetto di sostenibilità, badate bene, ma di valorizzarla. Perché non farlo? E perché non farlo di più? Questo dico io. È vero che il turismo fondamentalmente ha delle problematicità, quali? Occupa il mercato, cioè il lavoro impiegato nel turismo è a basso capitale umano, bassa abilità, e fondamentalmente a basso valore aggiunto. Ma no, cioè, il punto è, soprattutto se parliamo per il turismo di massa, no? Fondamentalmente, però ci sono delle nicchie di turismo. Io non dico che si può vivere, però si può aumentare la percentuale del GDP prodotta dal turismo. Questo dico, può essere un'attività, diciamo, quale tipo di turismo? Il turismo che per esempio sfrutta quello che è il nostro capitale naturale. Stiamo parlando di turismo sportivo, di turismo anche congressuale di alto livello, però, cioè stiamo parlando, perché la nostra stagione permette veramente e attira enogastronomico. È vero, non abbiamo io sono perfettamente d'accordo, infatti quando parlo con i miei anche conterranei, dico guardate bene, oh ragazzi, cioè identità sarda, c'è tanto fuori che è molto è bello tanto quanto la Sardegna, non è tanto quello, quindi il discorso, sono d'accordo su questo. Quello che dico semplicemente che si può fare meglio e si può pensare ad una cosa di nicchia e di qualità e che può produrre un più alto valore aggiunto. Tutto qua, questo dico. Grazie.